Sul tema Mercosur sicuramente noi siamo fortemente preoccupati perché ad oggi non c'è la clausola di salvaguardia automatica, non c'è il principio di reciprocità, che sono tutti elementi che vanno a fortificare e a difendere quello che è il nostro sistema produttivo, proprio per chi si è distinto in questi anni nel fare grandi investimenti legati alla qualità del prodotto. Basti pensare che oggi il settore avicolo ha ridotto l'utilizzo della farmaceutica all'interno degli allevamenti quasi al 95% e ci rende oggi nella posizione più alta nelle graduatorie a livello globale per qualità di prodotto, e questo penso che sia un grande valore aggiunto che possiamo offrire a tutti i cittadini, ma soprattutto è un valore che siamo riusciti a creare in un dialogo costruttivo fra la cooperazione, l'industria e ovviamente il ruolo dei nostri allevatori, in una comunicazione puntuale, come veniva ricordato prima, a dimostrazione che l'obbligo dell'origine diventa sempre più centrale per dare la possibilità al cittadino di essere sempre consapevole rispetto a quello che acquista. Ritornando al Mercosur, noi non siamo per la chiusura dei mercati, ci mancherebbe. Tra l'altro il settore avicolo è quello oggi nel nostro paese che è il più autosufficiente rispetto a tutti gli altri, con un dato del 105% per quanto riguarda la produzione in termini generali legata al fabbisogno. Quindi abbiamo la necessità di esportare, però pretendiamo, come dicevamo prima, una regola molto semplice. Come dicevo, la reciprocità, stesse regole imposte alle nostre imprese devono valere quando noi importiamo prodotti provenienti da altri continenti.